Procedere con le premiazioni, settima edizione del premio Gattamelata, che vuole premiare appunto associazioni, aziende, istituzioni che si sono spese per gli altri, per il volontariato, anche in un anno come questo, che è stato decisamente difficile per la crisi. Allora io richiamo qui con me Giorgio Ortolani, presidente del Centro Servizi Volontariato, perché dobbiamo premiare le associazioni di enti no profit, e quest'anno tra l'altro il tema principale era l'acqua. Allora iniziamo subito, vediamo, eccoli qua i nostri premi, premiando l'Auser di Agna, impegnati in azioni di sostegno alla popolazione alluvionata. Eccoci qui, le nostre maschere di Vittorio Leondato ci aiutano. Grazie alla signora dell'Auser e alle nostre maschere. Tutti i premiati vincono una litografia realizzata proprio da Vittorio Leondato, la piccola scuola delle maschere dei sogni e delle leggende. Continuiamo con l'AABB di Montagnana, impegnati in azioni di sostegno sempre alla popolazione alluvionata. Magari ci mettiamo più verso il centro. Premiamo anche la Fondazione Cassa di Risparmio e la Cassa di Risparmio del Veneto per il sostegno economico sempre alla popolazione alluvionata. Non abbiamo però la persona, quindi la gatta qui deve ritornare. Facciamo un applauso anche alla gatta. Premiamo anche la Fondazione Antonveneta e la Banca Antonveneta sempre per il sostegno economico alla popolazione alluvionata. Eccoci qui. Le nostre maschere ci devono portare la litografia e il premio. Eccoci qui. Chi viene? La gatta? La gatta. Si era persa la gatta tra i meandri. Eccola qui. Non si poteva fare il cambio tra banche, assolutamente no. E ancora la Caritas di Padova per il sostegno economico e morale che le Caritas hanno profuso sempre alla popolazione alluvionata. E per finire l'ARGA, l'Associazione Regionale Giornalisti Agroalimentari e Ambientali del Veneto e Trentino Alto Adige, sempre per l'impegno profuso nella conoscenza e diffusione delle problematiche legate all'ambiente con riferimento alla risorsa dell'acqua. Questo è tra l'altro un premio in collaborazione anche con la Conf Servizi, la Camera di Commercio. Allora, grazie anche a Giorgio Ortolani. Adesso io vorrei chiamare qui come premiatore Lamberto Toscani, presidente di Conf Servizi, Nicola Mazzonetto, direttore, eccoli qui, che premieranno la categoria aziende, che ha vinto appunto il premio Gattamelata. La prima premiata è l'ETRA SPA per i contributi dati al percorso di ricerca volto alla definizione di un sistema di qualità all'educazione ambientale avviato da ARPAV e per l'attenzione dimostrata alle associazioni del Campo San Pierese per la realizzazione della prima festa di Campo San Piero. Eccoci qui. Io non sono sicura che adesso questa persona, ci sia la persona di riferimento del Centro Veneto Servizi SPA per i progetti di educazione all'acqua, non c'è, quindi continuiamo con l'ACEGAS APS per i progetti didattici, eccolo qui, per far conoscere l'oasi di Villaverla dove nasce l'acquedotto di Padova. Eccoci qua. Dobbiamo menzionare, ma mi sembra che non ci sia un rappresentante, anche Ikea per la casa dell'acqua, il contenitore di acqua che era gratuito per i clienti Ikea. Facciamo un applauso naturalmente anche all'Ikea, ringraziamo Lamberto Toscani, Nicola Mazzonetto, presidente e direttore di Conf Servizi. Per la categoria istituzioni invece chiamerei qui Claudio Pironna. Eccoci qui Claudio. Iniziamo subito con il premiare la Protezione Civile Provinciale per le azioni svolte dalle protezioni civili del territorio in aiuto alla popolazione alluvionata. Marzia Magagnin, assessore provinciale, riceve il premio dall'assessore comunale. Comune Provincia assieme, questa volta il Comune premia la provincia. Sì, cosa? Sì, assolutamente. Dov'è? Ma non c'è un responsabile della protezione civile? Sì? No, mi dicono di no. Infatti questo era il riferimento, fa Vittorio Riondato direttamente, la protezione civile. Grazie allora all'assessore Magagnin. Altro premio ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Padova, che tra l'altro ci stanno aiutando anche dietro le quinte.
e naturalmente per l'impegno sempre profuso nell'alluvione del novembre 2010. Grazie mille. E adesso i comuni che si sono spesi e che hanno pianto ma si sono rialzati dopo l'alluvione. Iniziamo col comune di Casalserugo per la gestione della fase post-alluvione. Eccolo qua il sindaco che è rimasto, che tutti hanno conosciuto purtroppo in quei giorni dell'alluvione, viene premiato sempre dalle maschere. Grazie anche al Comune di Saletto per sempre la gestione della... Eccolo qui, il Comune di Saletto abbiamo un responsabile, non ce l'abbiamo, la gatta deve sempre fare andare indietro avanti. E adesso il Comune di Veggiano. Ricordiamo l'impegno e la forza d'animo di questi comuni. Grazie anche al Comune di Veggiano che riceve il premio Gattamelata anche al Comune di Bovolenta. La gatta. Premio Gattamelata per il Comune di Ponte San Nicolò, con il sindaco. Infine, ma gli ultimi saranno i primi, il Comune di Due Carrare per la capacità di avviare azioni di prevenzione a rischio idrogeologico, quindi qui stiamo già pensando alla prevenzione futura. Bene, sì, però adesso abbiamo anche un'altra premiazione. Intanto ringraziamo Claudio Pirone perché abbiamo la premiazione